3 stelle Michelin, no? Si fa così come fate quando arrivano queste 3 stelle, che arrivano anche a sorpresa nel caso di Norbert Niederkofler. Sono arrivati proprio a sorpresa. Quindi proprio c'era un altro invito, i cuochi cucinano, anche in occasione della presentazione delle guide ne vengono scelti, mi sembra 3 normalmente, per cucinare alla No, presentazione. lì sono stati scelti, allora mi hanno invitato per cucinare perché hanno detto che c'è un 3 stelle che è l'Aimo, poi sarebbero 2 stelle che siamo noi, poi ci sarà Spigaroli e poi... Ecco, le avevano detto insomma tutto. perché Lei rappresentava due le 2 stelle, stelle, sì. ecco, in realtà hanno cucinato 2 3 Infatti. stelle e uno con una stella, e c'è stata No. questa bella sorpresa che ha tirato giù dal letto, mi sembra adesso alle 7 di mattina, almeno è stato presentato così, Giusto. c'è qualcosa di vero, ecco, perché lo chef in realtà è uno chef che ha dei momenti liberi durante l'anno, stiamo parlando di Rosa Alpina, quindi un albergo con un ristorante, Sì. chiude l'albergo, chiude il ristorante, Giusto. ecco, quindi c'è una stagione sciistica, siamo in una delle mete sciistiche mondiali, adesso lo possiamo veramente dire. Ormai sì, Ecco, ormai siamo quindi Alta entrati... Badia come Mesev, 1, Giusto. 2, 3 stelle, questa è l'offerta al momento, poi facciamo i migliori auguri chiaramente agli altri di crescere, no? Vabbè, Però dobbiamo crescere anche noi ancora, però è sicuramente un grande pezzo della strada è stata fatta, per quello anche ovviamente ci ha dato grandissime soddisfazioni, e poi per me è bello che sia Nicola Laera, che ha una stella Michelin a Perla, ha lavorato 7 anni con me, e anche Matteo Vermetuglio che ha 2 stelle Michelin a Siriola, Cesare Salaris ha lavorato da 5 anni con me, per quello è una grande soddisfazione e anche una bellissima cosa. quindi diciamo che è stata una bella annata, ecco, questo 2017 che è finito e speriamo che si mantenga anche il 2018, se poi sarà anche meglio. Ma meglio, allora già mantenere queste cose qua è molto difficile, però è un grande lavoro, poi soprattutto però quest'anno siamo partiti molto bene perché da veramente 3 anni di nuovo avevamo avuto una bellissima neve a Sant'Ambrogio. Ecco. E così veramente siamo partiti alla grande, fino ad oggi veramente abbiamo tenuto i livelli con case piene, ristoranti pieni, e questa è naturalmente una grande soddisfazione. Quindi ci sono delle condizioni migliori per il 2018, fra l'altro scopro arrivando qui in Alta Badia che qui non è più Relais Château, dopo 17 anni siete diventati l'Inn Hotel of the World, dove questo albergo si sta allargando, no? Beh, di qua e di là mi sembra. No, questa è una scelta di signor Ugo Pizzinini, che lui, presidente e proprietario dell'albergo, ha fatto questa scelta di uscire dalle Chateau, di entrare nel living, e questo soprattutto anche per questioni di marketing e soprattutto anche per nuovi mercati, che ovviamente è molto importante, e così riesci a allargarti e riesci a vedere nuovi orizzonti. Questo significa che comunque l'albergo come gli altri in Hotel of the World comunque molto capiente, quindi abbiamo veramente un certo numero di camere. No, siamo in confronto agli altri, siamo piccoli perché noi abbiamo 52 camere, abbiamo ovviamente delle camere molto lussudiose, molto grandi, e questo oggi viene ricercato, ci sono 2 suite che hanno 200 passa metri quadri, per quello è molto interessante. Quindi in quanto tempo si ottengono queste 3 stelle Michelin? Qui come dire, si è dovuto aspettare un po' più rispetto ad altri. No, ma io sono contento così perché allora, io ho cominciato la Rosapina 24 anni fa, e lì siamo 24? partiti, lì siamo partiti Qui? qui. Perché prima cosa c'era stato? No, allora prima che ho cominciato io, quando ho cominciato io, l'albergo era con la mezza pensione, cioè, anzi pensione completa, poi mezza pensione, poi con l'arrivo del ristorante, che prima era pizzeria, poi abbiamo girato, nel 2000 poi siamo entrati in Relais Château, abbiamo preso la prima stella Michelin, e lì poi abbiamo fatto un cambio grandissimo, che abbiamo tolto la mezza pensione, e siamo uno dei pochi che fanno solo bed and breakfast, e cioè la clientela di casa veramente sceglie di mangiare dove. E poi ovviamente nel 2006. Lei nasce gastronomicamente qui a Sant'Uberto, No, a Rosa Alpina, no. ha girato. Io ho girato per 17 anni il mondo. Ecco. Sono stato all'estero, sono stato tantissimo fuori, per quello va benissimo così. Possiamo fermare un attimo, tu lo vuoi fare?